Let's get it. Let's get it. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. It's like that. It's like that. Amiche e amici di Beppi TV, una buona sera da parte di Federico Casna, ben ritrovati a un'altra puntata di D-Time, altro lunedì, altra puntata. Nello scorso io non c'ero e sono stato degnamente sostituito dal padrone di casa. Oggi torno anch'io, tornano anche i miei compagni di squadra che introduciamo subito per continuare ad analizzare il girone B di Serie D, ma anche poi tutti gli altri aspetti della Serie D del campionato su cui ci concentriamo tutte le settimane. Con me, come sempre, Manuel Pascali. Ciao Manuel. Ciao Fede, bentornato. Grazie per avermi riaccolto. Buonasera a tutti. Ciao Fede. Buonasera, buonasera. Non ti faccio delle domande perché così anticipiamo gli ospiti che sappiamo avere qualche problema tecnico e quindi ce li teniamo finché possiamo. Salutiamo infatti due protagonisti di quest'ultima giornata, Emanuele Bardelloni, attaccante del Legnano. Ciao, buonasera. Buonasera Emanuele, grazie a te per essere venuto. Grazie anche a Bruno Ignazio Barranco, attaccante della Folgore Caratese. Due nuovi arrivi entrambi, due protagonisti dell'ultima partita tra Folgore Caratese e Legnano. Non so se l'hai seguita Manuel, ma come dicevo appunto questi due ragazzi sono stati protagonisti della partita, hanno segnato uno il gol dell'1-0 e se l'abbiamo a sinistra, uno il gol del momentaneo pareggio 2 minuti più tardi. La partita poi l'ha vinta la Folgore Caratese per 2-1 con un gol nel finale di Esposito, proprio all'ultimo secondo. È tornata a guadagnare i 3 punti in campionato, 3 punti che mancavano dall'11 novembre scorso.
dal 2 novembre scorso e dall'11ª giornata. Ora ritornano i 3 punti, ritorna la vittoria e prima di chiedere una veloce battuta ai protagonisti direi di andare a vedere immediatamente gli highlights e poi tornare qui in studio a farci una chiacchierata su questa partita. Ha segnato il Barrancuda! Barranco! Fa 1-0 per la Folgore! Gol davvero attaccante! Bardelloni. Lo scarico verso Chamery. C'è quel tiro! Mamma mia! Cosa abbiamo visto? Gol pazzesco del Legnano che la pareggia così! Bardelloni, signore e signori! Che giocata davvero di essa! Bardelloni controlla, poi con una mezza rovesciata la mette dentro. Piscopo fa buona guardia e blocca. Lancio lungo, Barranco, spada in spalla, sfida la difesa del Legnano da solo. Barranco, avanza lui, Barranco! Tiro deviato, Barranco, non è vita Barranco fino in fondo! Chiuso, poi steso, calcio di rigore! A terra il centravanti, non si capisce cosa abbia fischiato l'arbitro. Scapuzzi, al cross, tutti dentro, il tiro che non arriva e palla che passa. Altra occasione clamorosa per la Folgore che non riesce a trovare il nuovo vantaggio. Più lontano di lì c'era la luna, Matteo, all'America. C'è quel cross deviato, palla in out, ci ha provato proprio Bright. Ho visto anche un paio di commenti, ne sa molto. C'è quella Folgore che gioca con questo colpo di testa e la parata clamorosa di Ravanelli che mette in angolo. Gioca con il compagno. Lancio lungo di Marchi, tutti dentro a saltare adesso. Picchi, Barranco, sgomita, poi tira! Incredibile Ravanelli, ancora lui in angolo. Gioca la Folgore. Malissimo però, Cavallini, ne salta 2. Barranco, fino in fondo. Pallone dentro! Mamma mia! Esposito! Fino in fondo! Entra anche la panchina in campo! Tutti dentro! Folgore canadese che acciuffa la vittoria! Mamma mia Francesco! Cosa abbiamo visto? Che vero partita! acquisto! Alla faccia di chi diceva di una partita noiosa! Legnano alla Zeman adesso, tutti in avanti, tutti sulla linea di centrocampo al momento della battuta. Bardelloni finisce qui, non c'è più tempo, la Folgore vince una partita pazzesca. Complimenti alla Folgore, manca Legnano che ci ha provato fino alla fine. E allora questi erano gli highlights di Folgore Caratese Legnano. Nel periodo in cui voi non ci potevate sentire è successo un po' di tutto, ci sono state anche qualche commento sulla partita. Tu Emanuele infatti dicevi giustamente proprio all'ultimo secondo è stata pareggiata questa partita, c'è stata una situazione in cui non è stato spazzato il pallone e appunto se si fosse buttato via quel pallone si sarebbe riuscito a evitare quel gol del 2-1. Come l'hai vista questa azione? Dicevi, se la spazzava Pasca questa palla non sarebbe ancora scesa, insomma. Sì. Se ci fosse stato Pasca, quella palla lì finiva negli altri campi. Vai! Giustamente perché comunque abbiamo peccato di esperienza. Una squadra che in questo momento è nei play-out, che si deve salvare, non può fare degli errori così, perché dopo li paghi cari, soprattutto con una squadra di giocatori forti. Quindi per noi il pareggio in quell'istante lì era oro e quindi quella palla lì non andava assolutamente sbagliata. Purtroppo sono gli errori che fanno parte del gioco. Mercoledì fortunatamente c'è un'altra partita contro l'Arconatese e sicuramente sono convinto che faremo una grandissima prestazione. Assolutamente. E il gol di Barranco poi invece l'abbiamo visto, c'è stata anche una situazione un po' dibattuta che abbiamo inserito nelle highlights apposta perché è stata fischiata la simulazione in un momento in cui
presunto fallo da rigore. Tu come l'hai vista quella situazione lì, Bruno? Arrivavo giusto alla palla, la tocco con la punta, ho visto il difensore che voleva calciare la palla, mi ha toccato la punta al piede e sono caduto, però vabbè, ha valutato simulazione, però Ok. vabbè, la palla la tocco prima io e lui mi prende a me, però vabbè. Ok. Ci sta, vabbè, sono cose che ogni tanto vengono viste in maniera diversa, ma senza adesso, andando in un argomento un po' più generale, tu hai percepito quanto questa squadra servisse questa vittoria anche per sbloccarsi? Perché poi ha parlato Mister Parlato e vedremo le dichiarazioni, ma tu hai avuto la sensazione quando sei arrivato che questa squadra avesse bisogno di una vittoria un po' per sbloccarsi? Sì, la prima partita che appena sono arrivato, io sono arrivato il giorno prima a una partita con il Club Milano e abbiamo fatto 3 gol fuori casa e comunque abbiamo perso, c'era quell'aria di bisogno di una vittoria, no? E questa vittoria ci ha dato un po' di aria per lavorare questi giorni, però dobbiamo pensare subito a mercoledì che già c'è un'altra partita. Ci sta. L'ha tolta a noi l'aria. E dopo parliamo anche dell'ambiente che hai trovato tu, Manuel. Sì, Manuel, scusami. Emanuele. Sì. Emanuele, perdonami, ho fatto un po'. Manuel, Emanuele. Sì, no, uguale, mi chiamano Manuel, quindi vai tranquillo. È un attimo. Invece, Manuel, volevo chiedere come hai visto questo gol di Bardelloni, visto che tu lo conosci molto bene, te l'aspettavi un gol di testa di questo tipo? Ma insomma, di testa l'ha detto anche prima, non è proprio il suo colpo forte. Bard è forte, ragazzi. Bard è forte. Abbiamo provato in tutti i modi negli ultimi anni della mia carriera a provare a giocare assieme, ma non ci siamo riusciti. Però è forte. Ci siamo divertiti, Fede, ci siamo divertiti contro perché Duelli clamorosi. belli, sia quando era soprattutto a Crema. Ci siamo divertiti perché comunque è un giocatore che, a parte essere forte, è forte, però le dà, le prende, ma non sempre con grande lealtà. Tra di noi c'è sempre stato questo Grande stima rispetto. reciproca. Sì, anche se poi in campo sono i classici avversari che ti stanno a pelle simpatici, con cui riesci a giocare contro bene perché ti diverti, perché sono forti, cioè, tirano fuori il meglio anche di te. Però poi a fine della partita c'è sempre quella roba di gran rispetto. Sempre stato, Bard è forte, ragazzi, Bard è forte. Poi sembra sempre che non ce la fa mai, Grazie, Pasqua. no, sembra sempre che non sta bene, poi invece È sempre va in dubbio. forte, va forte. Ma com'è lo score Sì, delle sì. partite che avete giocato contro? Chi è che ne ha vinte di più? Mi sa io. Però lui Allora, qualche ti gol ha dico, fatto. sì. Qualche gol ce l'ha fatto. L'anno Che abbiamo Crema vinto. Fanfulla, Sì. campionato parità. Campionato abbiamo fatto, sì, no, forse uno l'abbiamo vinta 4-3 da voi, che hai sbagliato il rigore a l'ultimo minuto il 90esimo. rigore io, ti ricordi? Ho sbagliato il Sì. rigore io, sì. E poi E da abbiamo noi fatto ho i playoff, sì, abbiamo pareggiato, però voi eravate sopra e siete passati voi. e lì ho fatto il gol io. Hai fatto il gol Di te, ho fatto il gol testa al anch'io. Ma 90esimo. no, No, ho fatto gol Ferro. Ferro, Mi ho fatto il sembra. gol Ferro e l'Aner. Ci vorrebbero Ok, gli invece almanacchi per poter invece poi l'anno arbitrare questa sfida. dopo abbiamo rischiato grosso, quando tu eri al Ciserano abbiamo rischiato grosso al ritorno. 2-0, Perché ho fatto 2-2, gol. poi hai fatto il gol, hai fatto un assist dalla Madonna, mi ricordo. Avevano fatto un gol loro, ma una roba bellissima, 5-6 passaggi, fatto tutto lui. Partiti dalla nostra area, sono partito io dalla nostra area. Tutto tu hai fatto, li hai mossi come dei burattini, no, ha fatto un bellissimo gol. No, e poi abbiamo vinto 3-2 col gol di Coglia, si è inventato un gol della Madonna. No, è sempre All'ultimo, stato... tra l'altro. ma allora, io ti dico che se voglio fare un campionato e star lì in avanti, io Barra non lo prendo. Barra non lo conosco, quindi mi fido. Ho visto il gol che ha fatto ed attaccante vero. Quindi Ma secondo me sono anche una coppia che si potrebbe assortire. Sì. Bardelloni gira più intorno, Barranco fa più riferimento magari. Barra gli lascio fare quello che vuole.
ha fatto un gran gol veramente da punta vera, Bello. ma poi anche Da come bomba. adesso spendo due parole io per Bruno perché l'ho visto giocare, anch'io lo conoscevo poco, nel senso che l'ho visto poco giocare, però l'ho visto l'altro giorno giocare, 2 giorni fa, anche come tiene palla, la sponda, comunque tecnicamente forte, è un giocatore che a me piace molto. Grazie. Figurati. Solo complimenti qua, via. Solo complimenti. Vediamo invece se ha fatto complimenti, anche parlato alla fine della partita, perché abbiamo il virgolettato. Ha detto: una vittoria dei ragazzi, della società, cercavamo da tanto tempo questa vittoria, grande merito a tutto l'ambiente per aver creato questi presupposti, anche se non era facile andare a vincere una partita, perché più non viene il risultato più si crea negatività. Siamo stati bravi a cercare di restare sereni e a rimanere in partita dall'inizio. Queste le parole di parlato alla fine della partita. Io volevo chiedere a Bardelloni, che si trova un po' anche lui si è appena trasferito, ha cambiato squadra, e anche il Legnano è un po' in questa situazione qui, forse, di una squadra che ha bisogno di sbloccarsi e che sta entrando un po' in un circolo di negatività come quello che citava parlato. È così o che ambiente hai trovato tu, Emanuele, quando ti sei spostato a Ho Legnano? trovato un ambiente, io innanzitutto ho scelto di andare a Legnano perché conoscevo la storia del Legnano, la tifoseria, e quindi è una piazza molto, molto calda, molto importante. E ho trovato un ambiente giustamente che si trova in una zona che non gli compete, ok? Però sono sicuro e sono convinto, come ho già detto ai miei compagni, che assolutamente noi ci salveremo e ci toglieremo da questo play-out, da questa classifica, assolutamente sì. Ma quindi secondo te era un po' siete un po' in questa situazione qui? Cioè vi basta una partita per sbloccarvi probabilmente? Sì, penso che basta veramente poco, e sicuramente mercoledì abbiamo questa opportunità di giocare contro un'ottima squadra, e però sono convinto che come compagni li possiamo mettere in difficoltà. E ecco, basta veramente poco per svoltare, e quindi speriamo che giri anche un po' per noi. Esatto. Perché se tu guardi le ultime 2 partite che abbiamo fatto, siamo andati in vantaggio con la Tritium, poi dopo secondo me abbiamo fatto l'errore che non siamo riusciti secondo tempo a gestire, non abbiamo avuto la personalità di gestire la partita, ci siamo abbassati troppo, abbiamo preso un gol con un errore che uno ha tirato a 35 metri con un errore del nostro portiere, e poi abbiamo preso il gol su calcio piazzato. Se noi avessimo gestito un attimino la situazione avremmo portato a casa i 3 punti, perché la partita era completamente sotto controllo. Con la Folgore, io l'ho sempre detto ai ragazzi, gli ho detto: è la partita più brutta dell'anno. Per me è la partita più brutta dell'anno, perché è una squadra tosta, una squadra forte di nomi, di giocatori forti, e una squadra comunque molto quadrata, che secondo me ha le qualità per per essere da altre parti, e quindi loro adesso hanno trovato la svolta contro di noi, sicuramente sicuramente miglioreranno partita dopo partita. Tra l'altro tu questa partita l'hai giocata 2 volte quest'anno in casa della Folgore, perché ci avevi già giocato col Crema un mese fa circa, e poi sei tornato di nuovo a giocare questa partita. Avevo giocato 3 settimane fa, pensa che io avevo fatto tutta la settimana con la febbre a 39, quindi non mi ero mai allenato e sono andato in campo alla domenica, vabbè, non è una giustificazione, No, vabbè. Non me frega niente, no. Però io avevo capito, lì ho capito appunto la difficoltà di giocare contro questa squadra su quel campo, perché comunque il campo fa tanto. Esatto. E difatti io ho trasmesso questa cosa qua ai miei compagni del Legnano, e abbiamo trovato le difficoltà che io sapevo di trovare. Ultima battuta su questa partita, Bruno, tu come l'hai trovata l'accoglienza dello stadio? Cioè vi sentite più forti quando giocate in casa? Detto che tu sei lì da poco, però nel senso... Sì, ho fatto 2 partite fuori casa, questa è la prima che ho infatti. giocato in casa, e sì, si sente più comodo l'ambiente, tutto, il nostro campo, e ci ha portato alla vittoria, sì che spero... È chiaro sì che tu sei argentino, magari sei abituato a... No, però c'era un bel ambiente per la partita. Andiamo a vedere gli altri risultati del girone B, allora, che li commentiamo insieme, e facciamo tornare sull'attenti Manuel. L'Arconatese ha perso ancora e ha perso anche la testa della classifica.
Il Caldiero non è invece riuscito ad andare oltre il pari a casate, ma questo gli è comunque bastato per andare in vantaggio. La Trizium pareggia 0-0 con il Crema in un match importante per la corsa a salvezza. Poi il Piacenza vince e si allunga a 10 la striscia di risultati utili consecutivi, mandando anche un messaggio ben chiaro a questo campionato per dire ci siamo. Brusaporto continua il suo momento non brillantissimo invece e pareggia contro la Real Calepina. Quale risultato attira la tua attenzione più di tutti, Manuel? Beh, Fede, ne parlavamo le scorse settimane, non ce ne vogliano gli amici dell'Arconatese, ma siamo ancora qui a parlare di un risultato negativo contro una squadra che è forte, perché il Pro Palazzolo è forte, si è rinforzata, è lì in alto a 37 punti, 5 dalla vetta, e l'Arconatese che giocherà contro il mio amico Barde mercoledì, e vediamo se riescono a fare questo scherzetto. Partita difficile perché sono due squadre che arrivano da una sconfitta, e quindi chi avrà voglia di più di portare i 3 punti a casa avrà la meglio. Legnano conosciamo tutti, è un ambiente bello, io ci ho giocato un sacco di volte contro, è figo perché c'è calore, c'è passione, è uno stadietto che trascina. Degli altri risultati, hai detto bene il pareggio del Caldiero, che è a casate, non è mai semplice giocare lì. Piacenza che fa un bel colpo, io ho visto gli highlights, fa una grande vittoria su un campo ancora difficile, sempre sintetico, piccolino di Villavalle, che sta facendo molto bene, e ora il Piacenza sarà il prossimo avversario di Bruno in casa, uno stadio storico, quindi vediamo se riusciranno a fare questo scherzetto la Folgore, perché il Piacenza veramente sembra la squadra che ad oggi quella che sicuramente i risultati lo dicono, è quella che sta meglio, e la rincorsa ora dista soltanto a 2 punti, perché sono solo 2 quelli che separano il Piacenza dal Caldiero. Dopo, ragazzi, avremo un gioco interessante per capire veramente dove mettete queste squadre in classifica, prospettiva. Non ve l'abbiamo ancora spiegato, ma fra poco lo facciamo. E Bruno, volevo chiedere invece a te, che hai giocato contro il Caldiero settimana scorsa, adesso è arrivato primo in classifica, ti è sembrata una squadra che ha qualcosa in più delle altre? Cioè, nel senso, ti è sembrata una squadra particolare, o in realtà poi ve la siete giocata alla pari secondo te e non meritavate di perdere? Insomma. Non posso fare una comparativa con le altre squadre perché questo girone molte squadre non li conosco, però comunque mi è sembrata una squadra forte, organizzata, e con la sua idea di gioco. È stata una partita dura per noi, e per questo che abbiamo perso, no? Bene. Allora ragazzi, io direi di andare a vedere gli highlights di Trizium Crema, l'altra partita di cui abbiamo a disposizione le immagini, e poi torniamo in studio e svegliamo la prossima carta. Sponda di Bertaio, c'è la rovesciata! Cercata da Meneses che sfiora la traversa, gran gesto questo di Meneses. E adesso ovviamente dovranno stare attenti, soprattutto il capitano del Crema. Crema che ora attacca sulla destra con il cross dentro, la girata volante cercata coraggiosamente da Redimeleci. Apertura, Maspero, tocco centrale per Ghiana che controlla, va il cross lungo sul secondo palo delle donne, calcia al volo, palla alta, buona trama della Trizium, con coraggio ci ha provato Matteo delle donne. Arriva il cambio gioco cercando Varisco, palla interessante, Varisco lotta, Gallo controlla, calcia in porta, palla alta, 5 uomini in barriera. Arriva il fischio, va Lussignoli, la palla filtra e il Lipronti è bravissimo. Guardando le sfide lontani da casa, quella del Crema, occhio però a Lussignoli che va dentro, si chiudono 2, Semenza a rimorchio, che parata di Lipronti, e poi la palla è rimessa dal fondo. Si lamentano i giocatori del Crema perché c'è stato un contrasto tra Rusconi e Gallo, che si accentra Lazzaro, lo chiude al momento giusto, Ricozzi dentro ancora per Lussignoli che col mancino va al cross e clamorosamente era tutto buono. Gallo si mangia l'1-0 del Crema. Occhio perché Baggio Monito non può intervenire, è l'ora delle donne, lo punta, rientra sul destro delle donne che forse se la allunga, poi l'imbucata precisa per Capogna che va al traversone per il colpo di testa di Meneses che finisce fuori di niente. Sulla seconda palla interviene con Falonieri che avanza,
tocco per Capogna che la difende, centralmente riceve Maspero con spazio, Meneses la difende, si gira dal lato giusto, Meneses, Ziglioli, Maspero, bella palla verticale, Meneses con la sponda col tocco verticale per Capogna che si allarga, sterza il numero 20 che va da con Falonieri, ha spazio con Falonieri, finta, destro deviato, forse sì, e calcio d'angolo, palla alta, che occasione per Confalonieri. Tocco per Monza, arriva il cross immediato di Monza, Semenza in rovesciata, centrale lì pronti. Pardon, questa punizione tagliata che viene allontanata, ancora Maspero che si accontenta della rimessa laterale, battuta velocemente, Confalonieri la mette subito in mezzo, Savino, calcia sul fondo, in barriera, Ricozzi a battere, traiettoria attesa, pallone girato e traversa, poi la girata al volo sul fondo, anche sfortunatissimo il Crema, che poi si chiarisce più o meno con Capogna, va sul palo del portiere Maspero. Questo però è lungo, fischierà 3 volte il direttore di gara. No, c'è ancora tempo, Ciani prova la sponda, lotta, la palla rimane al limite e arriva adesso il triplice fischio che pone fine alla partita. 0-0 tra Trizium e Crema, partita molto bella, tante occasioni da una parte e dall'altra, è mancato solo il guizzo giusto per il gol. Finisce così la partita, un punto che non accontenta fino in fondo nessuno. E questi erano gli highlights di Trizium Crema, ci scusiamo anche per qualche problema tecnico che abbiamo avuto con la diretta. Nel frattempo abbiamo perso Emanuele Bardelloni e vabbè, ci sarà modo. Secondo te era per gli highlights? Detto così sembra che è passato miglior via. Chiaramente abbiamo perso il collegamento, non abbiamo perso Bardelloni che si stava mangiando una pizza, ci ha detto un'ottima margherita con bufala a fine cottura. Ma saranno stati gli highlights, lo 0-0 a portarlo ad abbandonarci? Chi lo sa. No, però dai, è stato... No, in realtà è stata una bella partita. Sottolineavi le 1000 rovesciate, c'è stato un incrocio beccato all'ultimo minuto. Delle squadre che comunque, adesso vediamo la classifica, anzi ci aiuta a parlarne, 2 squadre che avevano bisogno di punti, l'hanno fatto vedere, Manuel. Poi adesso la Trizium, come vedremo, ha un'altra partita importante. Sì, hanno provato a vincere, se la sono giocata, poi un po' per occasioni ce ne sono state, come si è visto negli highlights. Certo che stare lì sotto è una situazione complicata, soprattutto per il Crema, perché la Trizium è lì a 3 punti dalla Clivense, che è la prima squadra, l'ultima dei play-out, perché poi c'è sia la Folgore e il Calepina a 24. Esatto. Il Crema deve iniziare a correre, perché 16 punti sono pochini, perché vuol dire essere 8 punti dalla salvezza. Il tempo, sì, è vero che siamo neanche a metà gennaio, però c'è da iniziare a correre, perché 16 punti dopo 21 partite, 21 partite, più di quasi 2/3 di campionato, sono pochini. Se il Crema vuole stare in categoria deve darsi da fare, così come la Tritium, così come il Legnano del Bade e anche il Ponte San Pietro, che veramente ad oggi, se si considera sempre la quota salvezza sopra i 40, 43, 44, il Ponte San Pietro deve fare veramente un bel miracolo. Sì. È peccato perché sembrava si stesse riprendendo, però... Sì, è vero. Con qualche innesto nel mercato di dicembre, anche io pensavo potesse scalare la classifica. Poi ha perso domenica col Ciserano 2-0, un campo anche quello non semplicissimo. Adesso c'è uno scontro che veramente può già dire tanto, perché se c'è Ponte San Pietro Tritium, se il Ponte San Pietro dovesse perdere, la Tritium andrebbe a 23, e tosta, non è semplice, bisogna trovare un filotto molto molto significativo. Sì, sono d'accordo. Ma invece volevo chiedere a Bruno, quando sei arrivato, cosa ti hanno detto della classifica? Cioè, insomma, ti hanno detto qual è il vostro obiettivo? Che ti hanno detto, guarda, ti prendiamo perché dobbiamo arrivare?
perché dobbiamo vincere tutto il ritorno. Dobbiamo vincere tutte le partite del ritorno. Vabbè dai, si fidano, possiamo dire che si fidano. Si fidano, giustamente. Sì. No, quello era Non- l'obiettivo. Ovviamente la classifica adesso, quando sono arrivato era un play out, però vabbè, dobbiamo fare tutti i punti possibili adesso. Tutti. E non c'è altra strada, direbbe qualcuno. E allora direi che ragazzi è arrivato il momento del gioco, un peccato che non ci sia più Emanuele ad aiutarci perché lui conoscitore della categoria del campionato come ce ne sono pochi, anzi non è scontato per i calciatori sapere dove giocano la classifica. Manuel, ci sono tanti che non sanno neanche Dove giocano domenica. dove non sanno giocano alcuni. domenica, spesso. Oddio. Ahimè sì, no, vabbè, Bard la categoria la fa da No, praticamente lo so. sempre, quindi se non la conosce lui. Lo so. Però vediamo che gioco è, sono curioso, perché Allora, non sappiamo niente noi. È una tier Scatola list che in parole povere ci aiuterà a mettere in 4 categorie le squadre del campionato. Adesso ci aiuterà una grafica chiaramente a farlo, bellissima come sempre, preparata da Jack. Eccola qui, la nostra grafica. Abbiamo praticamente da scegliere 3 squadre per ogni categoria. Le vedete, le 4 categorie sono squadre che possono vincere, sorprese, squadre nella norma che quindi non hanno sorpreso e stanno facendo un campionato che ci si aspettava, invece le deluse o le delusioni di questo campionato. Teniamo deluse per non essere cattivi, ma squadre che stanno rendendo anche meno delle loro stesse aspettative. Dobbiamo metterci un po' d'accordo tutti e 3 nelle scelte delle squadre. Bruno, chiaramente sentiti libero di commentare anche se conosci un po' meno le squadre. Povero Bruno. Per esempio, Vai a simpatia. ma lo aiutiamo. Per esempio, Bruno, questo Caldiero, secondo te, cioè tu l'hai visto una squadra pronta per vincerlo il campionato? Sì, è una squadra che mi è piaciuta, è troppo organizzata, sì, mi è piaciuta tanto. Manuel, secondo te ci può stare? No, ma noi dobbiamo scegliere una per categoria No, o 3 per categoria. 3 per categoria. Allora fai sempre iniziare Bruno, così almeno c'ha il compito un po' più semplice, quindi se lui butta il Caldiero... Ah, ma noi ci dici ne scegliamo una testa? Io pensavo di fare una discussione in cui ci mettiamo d'accordo, però vabbè, il Caldiero lo attiviamo, nel frattempo ci filiamo il anche Bruno. perché una testa poi diventa lungo, siamo qua fino a domani mattina, però il Caldiero sì, ci può stare, ovviamente secondo me alla fine Caldiero e Piacenza saranno quelli che se la giocheranno e bisogna vedere se il Caldiero riuscirà a tenere il passo del Piacenza, e tanto dipende dal ragazzo che abbiamo qui, perché la prossima è proprio Piacenza Folgore. Sì. Stai spoilerando tutto il calendario della prossima giornata. Ne manca ma io, una, ragazzi, Manu, ne guarda manca che- comunque una. Va messa la tua preparazione, Allora Manuel, chi facciamo fuori tra Arconatese e Varesina per questa lotta a titolo? Anzi, non so se Bruno c'ha un'opinione, non hai giocato né con una né con l'altra, vero? Con la Varesina ho giocato un amichevole l'anno scorso, ci sono giocatori che sono rimasti, che so che sono forti, e ho visto un po' di partite come giocano, squadra che è forte, fa tanti gol. Però ragazzi, forse ce la possiamo giocare nella categoria sorprese, perché tirare fuori l'Arconatese dalla lotta per la vittoria dopo che ha fatto tutto il girone d'andata davanti è un bel affronto, Non so cosa ne pensate. Non ce ne vogliano, sta facendo un campionato straordinario, che prima o poi durante un campionato ti capitano sempre i periodi no, la bravura è farli durare il meno possibile, quindi ci auguriamo che per l'Arconatese il periodo no sia, non me ne voglia Barde, sia già passato, e quindi possa riprendere la marcia, però non è semplice, perché dietro spingono, e ti dirò anche il Pro Palazzolo alla fine della fiera è a 5 punti dal Caldiero, quindi è una squadra che è forte, se è rinforzata, e da tenere d'occhio anche la Pro Palazzolo. Sì, è vero che sono 5 punti, però sono 5 squadre, cioè 5 punti, se fossero prima e seconda sarebbe diverso, però 5 punti con 4 squadre davanti non sono pochi, no? È lunga, no? Dai, mettiamo Arconatese, diamo fiducia a Ferrandino. Volevo una decisione forte,
Perché secondo me comunque la Varesina ce la possiamo giocare tranquillamente nelle sorprese di questo campionato, perché chi si aspettava che potesse lottare per le... Ci salviamo così un po' in corner per mettere anche tutti... nella norma volendo si può mettere, no? Sta facendo il campionato che doveva fare alla fine, tutto sommato si può anche mettere nella norma. Beh, la Varesina a nomi se vai a vedere davanti non ha nulla da invidiare agli altri, No, comunque... Però se mi dicevi che aveva più punti del Piacenza a questo punto, non lo so. Cioè, comunque sì, puntava a fare un campionato di alto livello, però... È arrivata forse una chiamata, ma adesso... Sorpresa perché ha un punto dalla vetta, quindi ci sta. Vabbè, nella norma o sorpresa secondo te, quindi, Manuel? Se non mi sentite più? No, sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. Non mi sento io. No, questo è grave. Anche perché io non posso prendere decisioni. Lo sbattiamo fuori e... Ci senti, Manu? No, niente, via. È un casino adesso. E adesso tornerà. Intanto c'è comunque Bruno collegato, Vabbè, no, certo. Vabbè, decidiamo io e te. Più sorpresa o più nella norma? Così arriva Manuel, quando torna Manuel dice cosa avete fatto? Sorpresa o nella norma secondo te, Bruno? Dove la mettiamo? Tanto l'abbiamo detto che tu non conosci bene il campionato e non si offenderanno. Non si offenderanno. No, speriamo che nessuno si offenda. No, secondo me è una sorpresa. Anche secondo me è una sorpresa. Io mi aspettavo una buona squadra, ma non così tanto. Quindi... È tornato Manuel. Manuel sei arrivato tardi però, perché ormai la Varesina l'abbiamo messa nelle sorprese. Vai, ci sta. Siamo alla ricerca di altre sorprese. Possiamo buttarci dentro il Club Milano? Che dite? Sì, dai, perché comunque al netto di una flessione che ha avuto prima dell'arrivo dell'inverno, poi tendenzialmente va a fare un campionato da salvezza, invece è fuori dalla zona play-out. Considerando, avevamo parlato anche settimana scorsa, considerando anche veramente il budget, stanno facendo un grandissimo lavoro. Sono d'accordo. Anche perché sono 26 punti, ma tanti sono arrivati anche contro squadre di alta classifica, non è che, quindi comunque una sorpresa, se così possiamo dire. Sì, che poi manca talmente tanto che è anche quasi prematuro, perché 26 punti c'è la zona play-out a 23, però sta facendo un gran bel lavoro. Poi secondo me come sorpresa ci starebbe anche, ti dirò, il Brusaporto, perché comunque è una squadra che ha cambiato tanto con un allenatore nuovo e tanti giovani come sempre, non con grandissimo budget, perché io il mister lo conosco bene e sta facendo grandi cose, purtroppo con un po' di altalena, un po' di roller coaster, perché vince una partita, ne perde un'altra, però è lì a 34 punti, è una squadra che ha perso un sacco di giocatori nel mercato invernale, ne ha presi praticamente nessuno, quindi merito al Brogno, perché dopo anche Ponte San Pietro l'anno scorso, in cui ha fatto un lavoro che col senno di poi è clamoroso, perché è arrivata, credo, era la prima squadra fuori dai playoff, scusate, e ora guardiamo il Ponte San Pietro dov'è, quindi Brusaporto io ce lo butto volentieri. No, ci sta anche secondo me, perché effettivamente è lì. Anche la Pro Palazzolo però potrebbe forse entrarci in questa categoria. Però se guardi i nomi, sì, in proporzione ai nomi ha fatto più punti il Brusaporto. E budget, una squadra che si permette di prendere... De Angelis a gennaio, certo. De Angelis a gennaio, certo, ha anche aiutato a essere lì in questo momento. Cambiare, poi ha giocatori forti, Ravasi, Ciccone, dai, è lì a 5 punti e ci sta, e poi se imbrocca il treno giusto, magari non so se può giocarsela col Piacenza, però gli può dar fastidio. Allora tu hai praticamente spiegato che la Pro Palazzolo va nella categoria 3, ovvero nella norma. O è troppo definirla nella norma la loro stagione? No, Bruno ha fatto una smorfia, tu non lo vedi, ma Bruno ha fatto una smorfia. È il campionato che ci si poteva aspettare dal Pro Palazzolo di vertice, quindi comunque sì, ci sta nella norma. Fosse stato prima avrei dato sorpresa, fosse stato un po' sotto magari delusione, sì dai, ci sta nella norma. Secondo le aspettative più che nella norma, dai. Esatto, sì, no, nella norma intendiamo secondo le aspettative, giusto regia? Sì, quello sì, doveva fare, quello sta facendo. La faccia, l'emoticon non mi sembra... perché non è né un sorriso e né una faccia triste, è una faccia normale. Sì, è quella capito? faccia
un po' corrucciato. È una faccia, andiamo avanti così. Chi altro? Forse io mi aspettavo qualcosa in più dalla Villavalle, però sta facendo comunque anche loro un campionato, ha bei giocatori, perché Villavalle è un'altra squadra che spenducchia, sta facendo un campionato, penso, loro sì, loro nella norma, un po' né carne né pesce, ecco, quella nella Ottimo. norma. Secondo me è giusto per dirne la norma, che se gli chiedi se sono contenti ti dicono potrebbe andare meglio, se gli chiedi se non sono contenti dicono no, vabbè, va bene. Potrebbe capito? andare Proprio peggio. nella norma quello. Potrebbe andare peggio, certo. Ce lo buttiamo allora a Villavalle. La terza, vediamo, non lo so, Fede, aiutami. Allora, Calepina? Esatto, secondo me io stavo pensando tra Real Calepina e Clivense, che la Clivense al netto di qualche dichiarazione a inizio stagione in cui ha fatto qualche proclamo, però comunque quello ci si aspettava dalla Clivense, secondo me, più o meno. E anche... No, vabbè, dai, decidi tu. E anche la Casatese, dai, Casatese sta facendo un campionato nella norma. Sì, dai, anche la Casatese, Sì, dai, quello dell'anno scorso. nella norma. Dai, Casatese allora. Però è una squadra che comunque io conosco anche lì il mister, finisce in crescendo, quindi aspettiamoci comunque anche vedere il risultato l'1-1 col Caldiero, però è una squadra che arriva spesso in fondo, le squadre di commisso arrivano spesso in fondo a dar fastidio anche nei playoff, però vedremo, dai. E ora c'è bisogno del pelo sulla stomaco perché vanno messe in fila le deluse. Allora, l'elefante nella stanza, possiamo dire... Ragazzi, penso... Dai. Ponte San Pietro non ce ne vogliano. Ponte San Pietro per con forza. tutto il bene, auguriamo di fare un filo, di fare 30 punti da qui alla fine, però ad oggi è una squadra, visto soprattutto il campionato anche l'anno scorso, che è una delusione. Una delusione perché è ultima in classifica con 12 punti e lo dicevamo prima, serve veramente una bella impresa, un'impresa alla Nicola. Quindi, peccato che sia già casato, perché sennò la causa Ponte San Pietro la sposava, secondo me, Nicola. No, visto che adesso potrebbe andare all'Empoli. No, infatti, dico peccato che sia già praticamente accasato, se no potrebbe... sì. E poi chi ci vogliamo mettere? Dai ragazzi, l'ha detto anche il presidente stesso, cioè la Folgore Caratese non può non andare là. Guarda il sorriso di Bruno un po'. Purtroppo l'ha detto il presidente, è stato spiegato, cioè guarda, per diversi fattori, ma è una squadra delusa e deludente per qualche... Sì, a me piacerebbe, guarda, che mettessero questo bello schemino che abbiamo fatto oggi, se lo mettesse Bruno nello spogliatoio. Esatto, questo qua lo facciamo appendere in tutti gli armadietti dei pascali della categoria. Bravo, lo metti lì sotto, quando arrivano la Folgore fa un filotto che arriva ai playoff, Bruno ha fatto 20 gol, mi chiamo e mi dice cojones, hai visto dove sono arrivato? E mi strigo la mano, perché comunque ad oggi, dai, me ne vogliono, penso che bisogna essere obiettivi, nel calcio le persone alla fine della fiera sono oneste, sanno quanto... Certo. Ma infatti, le cose come vanno. Ma infatti l'ho detto anche per questo, perché mi è sembrato un ambiente consapevole a partire da Criscitiello e poi anche dagli altri che abbiamo avuto modo di sentire. C'è comunque la consapevolezza di aver ottenuto meno di quello che ci si aspettava. E la terza, secondo me, potrebbe essere il Desenzano, forse. Che vabbè, è ripresa. È ripresa. Sì, però quando parti che hai davanti Brighenti, Paloschi, Floriano, Spaviero, sei praticamente a 10, che poi sei a 10 punti, però c'hai una marea di squadre davanti, sei una piccola delusione, perché comunque veramente stiamo parlando di giocatori che, ragazzi, 2 o 3 anni fa erano tutti in B, se non addirittura in A, perché Paloschi, Floriano... era lì su. Sì, penso che Paloschi 3 anni fa più o meno fosse in Serie A, più o meno. 3 anni e mezzo. E questo dice tanto, non è una categoria semplice, bisogna calarci dentro bene, nella realtà. E Desenzano, lo dicevamo settimana scorsa, è una piazza che parte sempre con una campagna acquisti faraoniche, perché anche l'anno che vincemmo noi aveva davanti Aliu, aveva preso Munaretto, che adesso sta facendo cose straordinarie alla Collodiense, ovviamente ha già vinto il campionato, eppure anche lì arrivarono
tanto dietro, e quest'anno sono un po' in ripresa, però sono una piccola delusione. Ma Ha sì, vinto 1-0 con la Cremonese, però diciamo che se 3 settimane fa avessimo fatto lo stesso gioco non ci avremmo pensato un attimo a metterli nelle delusioni. certo. Cioè, adesso Sì, si ma stanno poi- riprendendo, però comunque le altre 18 partite quello hanno detto più o meno. sì, d'accordissimo. Ecco, e allora abbiamo dato spunto al nostro Bruno per motivare lo spogliatoio. E direi di passare al turno di settimana prossima, anzi di mercoledì, perché l'abbiamo annunciato, l'abbiamo detto 3-4 volte. C'è il turno infrasettimanale, 17 gennaio, con Piacenza Folgore Caratese, che sarà l'unico posticipo. Giocherete alle 18, non so se lo sai Bruno. Siete arrivati alla convocazione? No, sì. Convocato? Spero di sì. E vediamo se riuscirà a strappare una Era una convocazione trappola. al nostro Bruno. Dai, le altre partite, Brusaporto Casatese, Caldiero Caravaggio per provare a staccarsi dalle altre, Castellanzese Ciserano Bergamo, Clivense Real Calepina, Club Milano Pro Palazzolo, e vediamo se la Pro Palazzolo riuscirà a rimanere attaccata al treno playoff, così come il Desenzano che va a Crema, l'Arconatese deve riprendersi e vediamo se il Legnano, che è in un momento di difficoltà, come ci diceva giustamente Bardelloni, riuscirà a evitare la ripresa anche dell'Arconatese. Ponte San Pietro Trizium, partita thriller che descrivevi tu prima, Manu. Qui ci si gioca tantissimo. C'è anche Calepina Clivense che è tosta. Quella è per evitare di andare ai play-out, fuori. l'altra è proprio per Certo evitare. che se il Ponte San Pietro dovesse perdere anche sì, capito. mercoledì, veramente sarebbe una bella mazzata. Sarebbe con mezzo campionato da Anche giocare. perché, penso di essere quasi sicuro, ma non c'è mica anche la forbice poi della classifica. Sì, esatto. Quindi Stavo pensando magari rischi proprio a quello. che poi fai anche l'impresa, ma non ti bastano comunque perché davanti andavano più forti, quindi tante volte diventano poi troppi i punti, no? Sì, diciamo che poi anche la Pro Palazzolo, come ha detto Fede, se dovesse fare 3 punti sul campo del Club Milano, sarebbe una bella bottarella di entusiasmo, una squadra che secondo me sarà tranquillamente in zona playoff. E vediamo, loro quando Ciccone è stato ospite da noi l'ha detto, comunque, che loro provano anche a vincere, è stato molto determinato, audace, però ci proveranno perché hanno una squadra molto molto forte. Anche per i playoff la forbice è di 8 punti, giusto? Se non vado. Sì, 9 forse, per i playout 7 mi sembra, adesso una cosa non del vorrei genere. dire una Adesso stupidaggine però. Ve lo diremo entro la prossima puntata, il regolamento è sempre, è sempre imprevedibile. Ottimo. Ti hanno parlato del Piacenza, Bruno? Sì, ovviamente. Sarà una partita tosta in un bellissimo stadio, però noi andiamo per i 3 punti. Te l'hanno detto all'inizio, tanto non serve neanche che te lo ripetano, si va per i 3 punti, basta. Sì. Tu ormai sei concentrato, sei un... Ma sono convinto che non sarà semplice per il Piacenza, perché comunque la Folgore è sì ad oggi forse la più grande delusione del campionato, però i giocatori forti ce li ha. Quindi in queste partite i valori, secondo me, vengono veramente dimenticati, perché i giocatori che stanno vivendo una stagione difficile amano questi palcoscenici, i nomi che ha la Folgore li conosciamo. Quindi giocare a Piacenza e voler dimostrare di essere all'altezza in una partita singola della squadra ovviamente favorita per la vittoria finale può fare veramente la differenza, perché Sì, ma poi è un infrasettimanale. Esatto, e non è da dimenticare il fatto che all'andata la Folgore Caratese ha fatto proprio lo scherzetto alla Piacenza, ha vinto 2-0 in casa. 2-0. Ora vi do un dato. Era un altro infrasettimanale, tra il resto. Bravo, bravissimo, è vero, perché hanno giocato L'ho la fatto sera. io. E il Piacenza nelle ultime 10 partite ha fatto 24 punti e nelle ultime 4 partite in casa ha fatto 14 gol. Quindi non proprio una passeggiatina per Bruno. 6-1, 6-1 credo. Sì, di esatto, fila, esatto. forse addirittura. No, di fila Sì, no, no, però ci sa- nella differenza di no. 4 partite.
Quelle sono Ci le sarà partite brutte, per ci gli sarà un po' di attaccanti. lavoro per il mio vecchio amico Paolino Marchi lì dietro, che tra l'altro è ex, che ha giocato anche lui nel Piacenza, quindi salutamelo tanto, anzi Bruno, ragazzo 10, 10, oltre che essere forte, è proprio ragazzo 10, uomo vero. Sì, Salutamelo sì, tanto. lo saluto. Ultima domanda prima di salutarti, poi introduciamo l'ultima carta del nostro amico Cassese. Che partita ti aspetti appunto contro il Piacenza? Perché sono un po' difficili queste partite qua, quando tu vai in trasferta, sei l'attaccante, magari tocchi pochi palloni, cosa ti aspetti? No, sicuramente una partita tosta dove ovviamente loro vogliono vincere per i suoi obiettivi, noi per i nostri. E non sarà una partita semplice da lavorare, momenti da soffrire e approfittare delle occasioni che sicuramente abbiamo. E spero ovviamente tornare con i punti a casa. Però li dobbiamo guadagnare, sicuramente nessuno ci regala niente in questo momento. Domani mattina allenamento? Domani pomeriggio. Pomeriggio. E allora Non salutiamo. spoilerare niente, non dare vantaggio al Piacenza, vede che poi li va a vedere. Va bene, è la verità. Infatti non ho mica detto cosa fanno allenamento. Cosa fate? E no, Rifinitura? li vado a vedere domani, erano domani mattina, abbiamo dato delle vestine, Pressate Rossini. alto oppure li aspettate? Lo scherzo, ovviamente. No. Grazie a Bruno Barranco per essere stato con noi e alla prossima. Buona fortuna alla Folgore Caratese. Buona partita per mercoledì. Grazie mille, grazie a voi per Ciao l'invito. Bruno. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao, ciao. E allora introduciamo l'ultimo slot di questa puntata, perché si parla di United Rizzone, come sempre, con il nostro amico Pasquale Cassese, che ci ha raggiunto. Ciao. E che dai, buonasera. questa giornata Ciao, ha visto il Rizzone un po' diverso. Avete pareggiato, avete disputato una buona partita. Avete alla fine ribaltato lo svantaggio, c'è stata una reazione, c'è stato qualcosa, Press? Vabbè, ma oltre il fatto di aver preso comunque un gol dopo 3 minuti per una rimessa laterale di interpretazione sbagliata, dove alcuni ragazzi stavano ancora lì a dire all'arbitro se la palla è nostra, cross teso, gol sul secondo palo e una doccia fredda, no? Contro una squadra comunque forte, più rodata di noi, dove ha cambiato poco sul mercato, quindi una squadra che ha dei giocatori importanti anche come over. Noi addirittura non solo abbiamo pareggiato, addirittura ribaltata col 2-1. Per 60 minuti siamo stati in predominio territoriale. Poi purtroppo avevamo un centrocampo, diciamo, in equilibrio perfetto, però sai, ovviamente si fa ammonire Sumarò, che è quello che più fa legna come caratteristiche tecniche, ed è normale che il mister, per paura che venga espulso, lo tolga. E magari ti abbassi un po' di più, non riesci a fare quella fase interditiva, subisci un po' il Roma City, no? Nelle trame, nelle situazioni, nei singoli, e fai 2-2, reggi in piedi, però sei stata squadra. Questi sono segnali, come vi dissi anche l'altra volta, io ero positivo su questo, che le cose poi si vedono, non è che non le vedi, poi se uno si ferma solo ai risultati diventa tutto negativo. Ma appunto, quindi ti vedo meno sorridente del solito, nonostante la squadra abbia fatto una buona prestazione, paradossalmente. Di solito quando perdete male sei più sorridente. Secondo me il Press pensa quasi a quei 2 punti buttati, o no? No, certo. Quell'amaro. Sì, Manuel, perché 60 minuti ho visto una squadra che è bene in campo, messa bene, cioè ti dava l'impressione che in alcune letture, mancanza un po' a volte di maturità in alcune letture della partita, c'erano 2 o 3 situazioni che potevi fare addirittura il 3-1, sai, il passaggio passo non passo, tiro non tiro, che faccio che non faccio, e quindi si sta un po' d'amarezza, però poi ti rimane il fatto che dici hai fatto 2 gol a una squadra importante, ne hai subiti 2, è vero, però le ribaltate addirittura la stai vincendo, a differenza di 3 mesi fa che una volta che ci segnavano 1-0 era finita, non vedevi l'ora che l'arbitro fischiasse perché era una moria, quindi va bene.
Va bene, però... No, ma infatti secondo me... Scusa, Vai, Fede. no, no, Vai, vai. Fede. No, io volevo proprio dire che secondo me il fatto di andare sotto 1-0 dopo 3 minuti contro una squadra forte su un campo difficile, riuscire comunque a ribaltarla, andare in vantaggio, comunque sono segnali secondo me importanti, perché una squadra che non ha carattere, che magari non ci crede, che in un momento no, non la riprendi più perché è una doccia veramente, anzi, più facile che vai 2-3 gol sotto, invece averla ribaltata in quel modo comunque secondo me è un ottimo segnale in vista della prossima partita, che presa è tosta, da vincere assolutamente, che dici? Da vincere assolutamente, anche perché stiamo sul campo nostro, quindi sarà anche emotivamente più bello, no? Perché poi, Manuel, sai cos'è? Te lo dissi già, una squadra costruita tecnicamente, più tecnicamente che muscolarmente. L'abbiamo visto su un campo perfetto del Roma City, perché io ho visto strutture, anzi, complimenti a loro, perché cioè, se uno oggi vuole fare calcio, che sia un allenatore, un direttore sportivo, un direttore generale, per me Roma City in questo momento, ti parlo È del panorama di Serie D Sud, c'è roba da un incantesimo, c'è un campo in erba che penso la Ma Serie infatti A. ho visto gli highlights, mi chiedevo se fosse Io sintetico ho o meno, ma è bellissimo. passeggiato in campo come solito faccio, io non manco mai una partita, ma ti posso garantire che la Serie A, cioè credimi, poi crioterapia, Ah. c'è parti di spogliatoi spettacolari, con i dosatori dell'acqua, le banane lasciate lì, c'è Serie A, la piscina, la foresteria, l'albergo, stanno facendo anche un albergo 4 stelle, c'è un spettacolo, cioè, dirtelo devi vivere, cioè, se ti capitasse qualche volta vatti a fare No, un giro, perché è no, spettacolare. lo so perché un mio caro amico che ora è andato all'Alcione, la Ribi Karim, era Mm. molto vicino a firmare, mi parlò di una struttura veramente, lui calcio vero, anche lui l'ha visto, mi ha detto pazzesca, solo che la sua idea ovvio era rimanere un po' più vicino a casa. Però per esempio lì se si fa un progetto giusto, sano, Certo. c'è un allenatore che è là che ti manca, che alibi vuoi trovare lì? Cioè, lì c'è tutto, cioè, né Serie D lì, bello veramente. Però per dare contesto a quello che dicevate, prossima partita con il Fano e poi con il Sora, che sono due squadre vicine in classifica. Lo vedi come un momento decisivo per il vostro campionato, Press? Sì, è un bivio decisivo che se fai bottino pieno, credo che abbiamo i mezzi per poterlo fare, poi ti puoi mettere lì tranquillo e dire ok, posso essere più maturo da andare a scuola e passare l'esame, oppure devo sempre aver paura di passare l'esame, e quindi ti metti in una situazione diversa di ragionamenti. Se invece stai sempre lì a traboccare, devi sempre poi sperare anche delle altre, ma non possiamo fare speranza sulle altre, anche perché domenica il Termoli, vincendo fuori casa, ha allungato anche la media punti della retrocessione diretta, perché fino a una settimana fa era 14, ora è 17 la penultimo posto. Noi siamo a 20, si dice che stai a una vittoria va al penultimo posto, la verità è questa, poi possiamo vederla come vogliamo. È vero, se finisse ora siamo salvi, però non finisce oggi il campionato. Certo, non finisce oggi, però appunto dicevi, hai visto un po' di reazione della squadra rispetto a prima, quando mi dicevi... Ho visto un gruppo, dicevo anche al mister, poi li ho raggiunti domenica al ritiro, ho mangiato con loro. Ma volevo chiedere, ti è cambiato qualcosa nel gruppo secondo te? Cioè questo gruppo si sta unendo un po'? Ci dicevi che... Guarda, sai cos'è? Che a un certo punto penso che poi gli over si prendono le responsabilità e si trascinino anche gioco forza gli under, no? Poi se sono degli over positivi e gioco forza lo fai, perché poi quando stai in una società senza, con molta umiltà lo dico, dove non ti manca nulla, poi a un certo punto delle responsabilità poi bisogna anche togliersene, no? E mettersele a seconda dei momenti, perché poi ce le siamo tolte molte volte come giocatori prendendoci le responsabilità noi altri del settore calcio, però poi a un certo punto sono loro che vanno in campo, devono fare loro tutto il possibile affinché la squadra poi si tiri dalle acque torbide, no? Perché poi i giovani, se vogliamo puntare il dito al 2005 che sbaglia, è facile così, e invece il 2005 va aiutato, va protetto, e non va detto però questi siamo, non siamo questi, siamo questi magari anche di più. Poi è normale, comunque anche il mercato fa la sua, no? Magari anche il capone di turno, comunque il giocatore di esperienza.
Diodato 2005 fa differenza oggi. Sumarò fa differenza oggi, cioè è normale che hai portato delle situazioni comunque positive, no, nella squadra. E dai, allora speriamo che Carrizzone si riprenda e che finalmente possiamo rincontrarci dopo una vittoria. Altrimenti incomincio a pensare che siamo noi che portiamo sfortuna. Ma di solito è il contrario, di solito portiamo bene, Press, cioè non lo so. Ma guarda, No, guarda, io non ci credo. Se mi metto a fare il napoletano alla fine devo incominciare, visto che sono 5 vittorie sole, devo incominciare a pensare che tutti mi portino male, quindi È giusto anche quello. E invece un presidente oculato sa guardare quali sono i reali motivi per cui non arrivano queste vittorie. piano piano. Piano piano ci arriviamo. No, c'è da dire che è sempre molto sincero e molto onesto. Su No, questo ma- qua non si può dire niente, perché anche prima che gli hai chiesto se era un momento decisivo, ti ha detto sì, è un momento decisivo. Adesso in quanti ti rispondono che È vero. è un momento decisivo alla 20ª giornata di campionato? Non è scontato, no? Quindi... No, sarò sincero, anche l'anno scorso, ti ricordi, no? In quel fatidico Sant'Angelo, ti ricordi? Sì. No, certo, però intendo, è sempre bello... Io c'ho un brutto difetto, che in faccia mi si legge subito se sto dicendo una cazzata o una verità, cioè sono me stesso, nel senso che non è che non sono molto strategico nelle situazioni. No, ma onestamente ci vuole anche questo, perché vediamo anche soprattutto tra i professionisti come nel mondo del calcio si ha sempre tutto, ogni dichiarazione sempre più ovattata, Il problema qual è? si cerchi Che sempre di oggi- non dire niente oggi- quando vi viene fatta una domanda. Oggi parlando di azienda calcio riccione ci sono problemi? Sì, vanno affrontati per forza, vanno combattuti per forza, chi si arrende è fedente. Cioè, questo è il mio modus operandi, quindi se vogliamo nasconderci, nascondiamo, siamo tutti belli e bravi. Poi, come ha detto Manu l'altra volta, siamo tutti belli e bravi, se la prossima vinciamo, l'altra la stravinciamo, l'altra la pareggiamo e poi retrocedi. Che così, perché così. Cioè, la verità è questa, la verità è che dobbiamo buttare sangue. Poi lo possiamo buttare un po' di meno, perché magari ci riposiamo un po' di più un mese prima. Sì, si può fare, la matematica ci permette. Però al momento è buttare sangue. Manuel vuole dire qualcosa. Infatti mi sembrava che Manuel volesse dire qualcosa. Infatti poi ho detto, no, io penso che, almeno, io penso che, Presidente non lo conosco personalmente, ma ormai quasi come se ci conoscessimo, io penso che questo atteggiamento è proprio delle persone che sono a posto con la propria coscienza, cioè se uno fa quello che deve fare, lo fa nel miglior modo possibile, poi si mette nella posizione di poter, uno, pretendere, e se si sbaglia di poter alzare le mani. Io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, perché ogni volta bisogna sempre nascondersi dietro parole finte, come diceva Federico, solite robe. Io ho sempre affrontato le cose ben conscio che il lavoro che stavo facendo era il massimo che potessi fare. Poi si sbaglia, ragazzi, ci sono le categorie, siamo umani, si sbaglia, ma se io ci ho messo tutto quello che dovevo, cosa mi si può rimproverare? Penso che il Presidente, da come parla, sia in quella posizione, parla molto bene di quello che offre ai suoi giocatori, eccetera, eccetera, si è assunto la responsabilità, e sono d'accordo sul fatto che poi a un certo punto gli over si debbano prendere sulle spalle un po' la banda, perché veramente puntare il dito sui giovani, sempre il solito discorso, li mette soltanto più che in difficoltà. Invece l'over deve essere proprio lo scudo di una squadra, perché a una certa età le responsabilità te le vai quasi a cercare, perché diventano il fuoco. Assolutamente, d'accordissimo. Allora direi, ragazzi, che siamo in chiusura. Ringraziamo il presidente Pasquale Cassese per essere stato con noi e speriamo di ritrovarci lunedì prossimo con una vittoria. Io ne sono convinto, mi voglio sbilanciare. Appuntamento quindi, ragazzi, lunedì prossimo ore 20 come sempre. Grazie per essere stati con noi e buona serata a tutti. Ciao. Ciao, buonasera a tutti.